Disposizioni al traffico veicolare in occasione della Settimana Santa e della 17ª Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara. A farlo è il responsabile del piano organizzativo alta professionalità, comandante Gaetano Raia. Domani dalle ore 18 e sino a fine manifestazione vige il divieto di sosta con rimozione nella piazza Capitano Vaccaro dalle ore 19, chiusura parziale anche del traffico veicolare per consentire lo svolgimento del dramma musical di Lillo Trupia, Poema della Croce a cura dei ragazzi del Martin Luther King. Per venerdì 29 marzo dalle ore 8 e sino a fine manifestazione, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati in piazza Cavour, via Cesare Battisti, un tratto della via Vittorio Emanuele, via Umberto, piazza Mazzini e piazza Capitano Vaccaro. Molte vie cittadine interessate dalla manifestazione saranno chiuse al transito veicolare. Inoltre, se necessario, il corpo della Polizia Municipale potrà chiudere parzialmente o totalmente la piazza Cavour. Per tutta la giornata del 29 marzo, nelle vie e piazze interessate dalle processioni, è interdetta la vendita ambulante di articoli e generi alimentari, visto il particolare momento di preghiera che mal si concilia con tali forme di consumismo.